Benvenuti a questa nuova trasmissione di Messede che si tacche, la trasmissione dove facciamo le video ricette friulane. Abbiamo un ospite, arriverà tra un poco, speriamo quando sarà tutto pronto, è una donna, quella che arriverà oggi, è una persona estremamente divertente e anche molto seria. Per lei prepareremo dei crostoli. Ecco gli ingredienti, sono tanti, c'è la farina, uova, sale, zucchero, vanillina, lievito, arancia, limone, un bicchierino di liquorino, può essere grappa o rum, mezzo bicchiere di vino bianco secco, lo zucchero a velo e il burro. Pronti per partire? E tra poco ci mettiamo a lavorare. Gli ingredienti quindi sono già pronti, sono completamente pesati e misurati, così lavoriamo in maniera più facile. Olè, forse. Partiamo preparando la parte liquida, quindi rompiamo le uova direttamente nella ciotola. La porzione che do io vi vengono veramente un bel quantitativo di crostoli. Sbattiamo un po' le uova in modo che poi gli altri ingredienti si possano amalgamare con facilità. Ecco, mi metto i guanti perché poi dovrò anche impastare e quindi per evitare di arrivarci con le mani sporche li metto anche subito. Aggiungiamo lo zucchero. Lo zucchero non va mai lasciato riposare sulle uova perché tende a cristallizzare e poi non si scioglie bene. Questo chiaramente è un passaggio che mi ha insegnato mia nonna, altrimenti io non ci sarei mai arrivata. Sicuramente lo insegnano anche nelle scuole di cucina. Un pizzico di sale. Grattugiamo la buccia del limone. Adesso aggiungeremo questi aromi, limone, arancia. Io oggi per esempio ho preparato il rum, ma c'è chi li fa anche con la grappa. Va un po' a gusto personale. Quelli che sto preparando io li chiamo crostoli, ma in giro per l'Italia si chiamano anche frappe, chiacchiere, bugie e anche i nastri veneziani. Un pochino cambiano le ricette, qualcuno li fa un po' più spessi, qualcuno un po' più sottili, dipende molto dalle zone. I nastri veneziani per esempio sono lunghi, come dice il nome. In questo modo saranno veramente molto profumati. Aggiungiamo il mezzo bicchiere di vino bianco secco, il bicchierino di rum e amalgamiamo bene il tutto. Io approfitto a far fondere il burro, lo metterò un attimo nel microonde e poi prima di versarlo sugli altri ingredienti aspetterò un momentino che si raffreddi. Il burro quindi è fuso, lo lasciamo raffreddare un attimo, in modo che non ci cuocia le uova, che altrimenti anziché fare i crostoli facciamo una frittata e non va bene. Così. A questo punto cominciamo a inserire le polveri. Cominceremo da frumina, vanillina e lievito, così.
Il profumo a questo punto è buonissimo perché sta salendo proprio il liquore, gli agrumi, quindi il limone, l'arancia, è veramente un profumo delizioso. E ora cominciamo ad aggiungere lentamente la farina, un po' alla volta, in modo che quando raggiungeremo la consistenza corretta ne faremo il panetto e lo lasceremo riposare mezz'ora. L'impasto si sta addensando. Un consiglio che do sempre: quando facciamo queste cose usiamo prima la parte liquida e la farina dopo, così se dobbiamo fermarci magari un pochino prima con la farina siamo in tempo. Se invece partiamo dalla farina e facciamo la ricetta a rovescio rischiamo di non venire più fuori, insomma, così è molto più facile. È un modo di cucinare quello che propongo io, che è la cucina di casa, la cucina delle nonne, quindi è il modo più pratico che si possa, insomma, fare. È chiaro che usare frullatori, sbattitori e tritatutto è più attuale, ma per adesso andiamo avanti così. Arriverà anche il momento in cui useremo magari qualche strumento in più. A questo punto la frusta comincia a essere impegnativa, per cui passiamo al classico mestolo di legno. Ecco qua, ci siamo. L'ultima parte della lavorazione la farò sulla spianatoia. A questo punto, che diventa difficile anche lavorare con il mestolo, si va così. Una bella infarinata sulla spianatoia, rovesciamo il composto e impastiamo a mano. Con un po' di pazienza raccogliamo la farina, tanto è un impasto che appiccica, quindi raccoglie la farina dalla spianatoia e lo lasciamo assorbire fin tanto che ne basta. Quando non sarà più appiccicoso lo metteremo a riposare. Tante volte mi chiedete le ricette. Oggi per esempio la ricetta dice un bicchierino di liquore e mezzo bicchiere di vino bianco. È chiaro che se i vostri bicchieri sono più grandi o più piccoli, questo influisce sul quantitativo della farina finale. Se le uova sono più grandi o più piccole, visto che io non uso uova standard, tarate, il quantitativo anche lì di farina sarà di più o di meno. Quindi la parte finale proprio ci aggiusta tutta la ricetta. Eccoci, siamo arrivati. Il panetto è pronto, la consistenza è morbido. Infarino un angolo della spianatoia, così, e lo lascio riposare coperto per mezz'oretta. Ecco, tanto bene, è anche suonato il campanello. Ci vediamo tra poco. I crostoli di questa puntata li abbiamo fatti con 280 g di farina, 15 g di frumina, mezzo cucchiaino di lievito, 40 g di zucchero, una bustina di vanillina, 2 uova intere, 25 g di burro fuso, buccia di limone, scorza d'arancia, un bicchierino di liquore, mezzo bicchiere di vino bianco, un pizzico di sale. Ci servirà dell'olio per friggere e lo zucchero a velo per finirli. Sabrina è arrivata e la stanno microfonando di là, quindi io approfitto un attimo per dirvi qualcosa di lei. È di Cormons e sta facendo un lavoro straordinario con i bambini, ma non solo, per quanto riguarda la completa accettazione del sé, diciamo così. Abbiamo già avuto un ospite che ci ha parlato di questa cosa, ma Sabrina lo sta facendo in un modo veramente particolare. Vediamo se è pronta. Sta arrivando, sì. Sabrina, sei pronta? Arrivo! Benvenuta! Buongiorno a tutti! Ben rivista, Sabrina.
Ti ho portato un fiore che Grazie. è poco impegnativo. Perfetto, non va bagnato? No, Sopravvive. speriamo. Sopravviverà anche a me. Vieni, accomodati, ti faccio strada. Grazie. Sabri, io e te non ci vediamo da un secolo, praticamente eravamo bambine, vedo che sei rimasta bambina, mi fa molto piacere. E che hai un'amica. Qualcosa bolle in pentola, lo sai? No, Sento no. che anche lei voleva portarti qualcosa a chilometri zero. E quindi, just for you. Grazie, un uovo fresco fresco. Un uovo fresco fresco, probabilmente col caldo della testa, forse anche più che un uovo fresco. Sarà un Penso uovo sia sodo? Un uovo sodo. Ottimo, grazie. Lo mettiamo qui. Non credo servirà per la ricetta di oggi, ma La ricetta vero? di oggi è in cova, anche quella, perché la pasta deve riposare mezz'oretta. Approfitterei a fare una chiacchierata con te. Molto volentieri. Accomodati. Grazie mille. Allora, Sabri, grazie per questo bellissimo fiore, che non so, metterò in un vaso. Prima di cominciare ti chiedo, devo chiamarti Sabri o Pindulina? Io sono la Sabri Pindu, quindi sono questo e quello, perché riesco con fatica a staccarmi da una o dall'altra, quindi anche quando sono a scuola sono un po' pagliaccetta e quando sono in servizio sono anche la Sabri. Ok, perché tu sei un insegnante, Sì, ma sei anche un Asirossi, ma sei anche la fautrice del movimento dei calzini spaiati, dico bene? sì, sono assolutamente felice. È nato nella mia scuola, nella scuola dove ho vissuto una vita lunghissima, che è a Terzo d'Aquileia, Sì. e quindi è una scuola a tempo pieno dove i progetti sono praticamente quotidiani. E per spiegare un po' la diversità ai bambini, perché l'unica cosa certa è che siamo davvero, ognuno è diverso, e la specialità di ognuno di noi, abbiamo deciso di fare una giornata a calzini spaiati. Poi i calzini spaiati hanno preso i social e ci sono tantissime scuole, questo era il mio sogno, che veramente tutte le scuole potessero aderire, partecipare e passare la notizia, passare questa idea anche alle persone del paese e quindi che volasse, ecco. Quindi questa cosa dei calzini spaiati è per noi grandi, diciamo per noi adulti, una filosofia per far passare un messaggio molto semplice ai bambini che ognuno di noi è unico e speciale. Esatto, e quindi attraverso la condivisione e la socialità che le persone stanno bene insieme. Sì. Perfetto. E questa notizia dei calzini spaiati viaggia solo in regione o ha raggiunto anche un livello nazionale o oltre? Ha raggiunto anche l'estero perché arrivano foto anche di calzini che arrivano dall'America, che arrivano dall'Europa e quindi sì, attraverso Facebook, perché i social sono assolutamente importanti, ha raggiunto un po' tantissime scuole, tantissime persone. Abbiamo fatto diverse cose, abbiamo fatto i pupazzetti, Sì. abbiamo chiesto che ci venissero inviati i calzini presso una delle nostre amiche clown e li abbiamo trasformati in pupazzetti che sono andati in un centro di accoglienza al confine con l'Albania, dove hanno rallegrato un po' i bambini grazie alla carovana artistica di Udine. Ci sono tanti bambini in questi centri di accoglienza transfrontalieri, sì. Assolutamente sì. E vivono anche in condizioni non buone sicuramente. Ok, quindi avete comunque portato un minimo di allegria in quello che è un'atmosfera sicuramente pesante. Per un bambino, poi un bambino può rimanere segnato da queste esperienze, no? Se non riesce a maturarle in qualche modo. Questo tuo desiderio di far sentire unici e speciali tutti i bambini del mondo nasce come un tuo sogno da bambino o per i tuoi studi di insegnante? Sai, quando vivi nella scuola rimani secondo me un po' bambino, col cuore bambino dentro e quindi i bambini sono solari, sono puliti, tu li vedi arrivare nonostante la mascherina, nonostante le difficoltà, felici a scuola e quindi il mio sogno si è realizzato anche nel volontariato, principalmente con i bambini ma con tutti, ma con l'idea di portare che ognuno di noi è portatore di piccole cose felici agli altri. Basta tanto poco, veramente. Sì, d'altronde è con le gocce che si fa il mare, giusto? Quindi Brava, piccole cose. assolutamente Bellissimo, Sabri. Da quanti anni insegni?
Insegno sarei quasi quasi da pensione, no, comunque da una vita, dal 92 di ruolo. Di ruolo dal 92 Sì. e prima comunque avevi Sì, insegnato facevo le anche, supplenze. anche prima. Quindi hai insegnato a terzo d'Aquileia, ma adesso? Sono a Villa e faccio l'insegnante di sostegno, che era il mio punto di partenza iniziale. Mhm. E quindi ho dei bambini splendidi, ma l'insegnante di sostegno non è solo l'insegnante dei bambini, ma diventa un insegnante di classe insieme alle altre. Quindi questo è lo spirito delle scuole della Bassa. Io faccio volentieri 25 km da casa fino a Villa o fino a Terzo, perché veramente si respira dell'aria buona e non è difficile non è facile di questi tempi. Sì, ho sentito, quindi Villa Vicentina, e ho sentito spesso parlare che ci sono delle difficoltà di comunicazione tra insegnanti e genitori dei bambini che frequentano le scuole, quindi mi piace sentire questo tuo messaggio che ci sono invece delle scuole dove c'è collaborazione, apertura e un buon dialogo sostanzialmente, tutto parte da lì, giusto? Assolutamente, forse è il fatto che le scuole sono piccole e forse che la comunità sente molto la scuola, l'importanza dei bambini e quindi la gran parte delle persone veramente è collaborativa con la scuola, c'è e si sente e quando le due correnti vanno insieme i bambini viaggiano sereni. Viaggiano sereni, è importante questo, ci sono tanti motivi in questo momento per non essere sereni, quindi è bella questa cosa che stai raccontando, insomma, di questa unione e di bella comunicazione. Oltre a insegnante, oltre a calzini spaiati, nasi rossi, ma ho letto anche qualcosa di abbracci. Ah, beh, è sempre un po' legato all'attività di volontariato con i clown. Tante volte c'è bisogno anche non solo di andare negli ospedali a trovare la difficoltà delle persone, il dolore delle persone, ma ti accorgi soprattutto da quando c'è tutta questa pandemia che le persone hanno bisogno di una cantata insieme, una parola, un sorriso, un bigliettino consegnato. Quindi se prima lo facevamo nelle piazze con abbracci veri, ora facciamo gli abbracci a distanza che però hanno un po' lo stesso valore. Per una persona, se ti fermi con lei a parlare, se fai una cantata in friulano, in italiano, canzoni nazionali popolari, le persone l'ultima volta che siamo stati in piazza ci hanno detto mancava un po' di colore, c'è bisogno di questo e io sono assolutamente convinta. Sì, sicuramente manca colore, manca calore. Sì. Questa divisione che ci è stata imposta, insomma, da questa pandemia ci sta raffreddando un pochino gli animi e vediamo di evitarlo, grazie anche a voi e alla vostra organizzazione. Come si chiama la tua associazione? Faccio parte di VIP Friul Clown, dove VIP però vuol dire viviamo in positivo. Ci sono una settantina, anche più, di associazioni che fanno capo a VIP Italia, che è in Piemonte, e sono ovunque in tutta Italia. Pensa che in Friuli fino a pochi anni fa ce n'erano 4, a Trieste, a Pordenone, a Gorizia e a Udine. Io faccio parte di VIP Friul Clown, che è Pozzuolo del Friuli. Pozzuolo del Friuli. Sì. Se le persone vogliono conoscerti un pochino di più, perché sai, la nostra trasmissione è piccolina, no? E quindi abbiamo pochi minuti, ma se le persone ti vogliono seguire un po' di più, come ti trovano sui social? Allora, trovano la mia associazione che è VIP Friul Clown su Instagram, su Facebook e anche semplicemente sul web. Se vogliono invece sapere dei calzini spaiati, c'è proprio la giornata dei calzini spaiati che non ha una data fissa, è il primo venerdì di febbraio, perché se la mettessimo fissa cadrebbe anche di domenica e noi vogliamo partire dalle scuole, quindi è il primo venerdì di febbraio. Di febbraio, quindi Sempre. proprio è una cosa delle scuole che poi i bambini scuole, portano. È a ramo. Ok, quindi Sabrina Flap, Flap. con due P, e VIP Friul Clown. Friul Clown e la giornata dei calzini spaiati. Quindi se volete seguire Sabrina e conoscerla un pochino meglio o anche o invitarla come abbiamo fatto noi oggi, la trovate sicuramente sui social. Stella, e la gallina invece com'è nata la gallina? La gallina l'ho trovata in una delle volte in cui io vado a vedere gli artisti di strada perché sono fantastici e poi ho scoperto che Patch Adams ha la stessa gallina. Patch Adams è il fondatore proprio, no? Certo, sì, penso L'hanno che tutti conosciuto tramite il film. è il naso rosso. Esatto. È stata una bellissima interpretazione anche quella, ma noi in Friuli, quindi mi stai dicendo che non siamo da meno di Patch Adams.
Sabrina, allora adesso abbiamo un compito altrettanto divertente, che è quello di tirare i crostoli e friggerli. Non so se la gallina sarà contenta. Sicuramente di mangiarli, quindi Sicur- Tizi, vai. Ottimo. Quindi Sabrina, intanto grazie per essere Grazie a stata te. con noi, grazie per questo messaggio di unione che passi attraverso i bambini, perché passarlo attraverso gli adulti ci sono tanti corsi, no? Per miglioramento personale e via discorrendo, ma con i bambini sicuramente è più divertente, più semplice. Ho ancora una cosa, se posso. Sì, certo. Allora, noi, non potendo arrivare adesso dentro gli ospedali, facciamo anche i sassi colorati. Ok. Questi fanno parte di Un sasso per un sorriso. Sì. Li spargiamo in giro per ospedali, per le vie, per le piazze e i bambini li raccolgono e sono felici. Si portano a casa un pezzettino di fortuna, un pezzettino di sorriso. Sorriso e Quindi fortuna. questo è tuo. Grazie a una bellissima coccinella col sorriso. Grazie Sabri, mettiamoci a lavorare. Ok. Oggi ho un aiutante di cucina. Quindi l'aiutante è un calzino spaiato. Assolutamente sì. Ottimo. Che somiglia alla Sabri. Capelli rossi. Oh signore. Come verranno, però. Tanto l'importante è tagliare così. Questo lo taglio e faccio il taglietto centrale. Questo è importante per il crostolo friulano, vero? Eccoli, sono belli, dorati, non so come riescono in telecamera, ma sono riusciti bene e quindi adesso faremo anche l'assaggio. Sabrina, ci sei ancora con noi? Sì. Posso mettere lo zucchero? Ma fai pure. Buonononos. Buonononos. Quindi ce l'ha detto alla Cormonese, anche Perla è arrivata per l'assaggio. I crostoli sono pronti, ci confermano che sono buonononos. Ci vediamo sabato prossimo, mamma e Tignissi Conte.